Cinque vittorie consecutive per ricominciare a sognare in grande. La Goldbet Calcio 8 riprende la sua inarrestabile corsa al Cotton Club capolista, ma è una 27esima giornata crudele perché davanti c'è la Pisana Calcio 8 che può solo dimenticare l'illusione di essersi persa nelle ultime partite. Benvenuti a Sport City, a voi il palcoscenico della Serie A. Ho pensato detto chi? Quando siete voi? Noi? Avvisiamo. Inizia il match con la Pisana che attacca da destra verso sinistra in maglia nera, risponde la Goldbet in consueta maglia azzurra da sinistra verso destra. Pisana che fa circolare la sfera da questa parte. Martinelli l'appoggia poi dietro, può ripartire l'azione. Sale il centrale, palla al piede, aspettando lo scarico lì vicino. C'è il taglio sulla tre quarti, la possibilità, subito la prima conclusione, primo squillo a Massari, calcia fuori. Opara e fa ripartire subito l'azione per i suoi e ricomincia il giro palla della Goldbet, il lancio profondo a cercare Angele là davanti, l'anticipo interessante di Morezzi, dirompente poi con il sinistro, prova a inventare una traiettoria impossibile ma finisce fuori la sua conclusione. Da questa parte prova ad aggirare con un giropalla interessante la Pisana il centrocampo della Goldbet. A centrocampo chiede palla il numero 11 Laurato, ma il cambio di gioco è da quest'altra parte dove c'è Martinelli che converge verso il centro, pensa al tiro, ancora l'appoggio dietro dove c'è Laurato che aspetta l'arrivo di un compagno, cerca l'1-2 Laurato, il doppio passo, poi la palla che finisce tra le braccia di Opara. E ancora Goldbet a farla circolare, aspettando il giusto pertugio. C'è un taglio centrale, Angele riesce ad agganciare e ci prova, poi la palla si spenge sul fondo. Cambio di gioco. Ancora il giro palla della Pisana da questa parte dove c'è Martinelli. Dall'altra parte arriva un compagno che prova a puntare poi l'area di rigore, aspetta il giusto varco, poi la ricomincia da dietro, ancora lo scambio con Massari, Martinelli, ancora Massari. Con il mancino, poi al limite dentro l'area, poi la conclusione, palla che finisce altra, Martinelli su una palla sporca si è avventato ma ha calciato fuori. Ancora Goldbet, Morezzi lo scambio poi dietro, Angele, cercano il giusto varco all'interno, Morezzi non riesce ad agganciare e la retroguardia molto bene della Pisana, una difesa rocciosa in questi primi minuti. Ora Laurato va via due avversari molto bene, palla in verticale.
lungolinea Tubani la recupera molto bene. Tubani, progressione personale ancora di Tubani, viene circondato molto bene, Martinelli la recupera e può ancora andare in avanti, contrastato, ma la difende molto bene, poi lo chiude, ancora un stufa in grande spolvero che poi d'esterno cerca il lancio per Tubani, palla che finisce fuori. Allarga. Gira Alessio. Si abbassa il regista Laurato, ancora dalla destra la Pisana, ritmi abbastanza bassi in questa prima fase del match, delle squadre che si stanno studiando. Laurato, il taglio dentro, poi l'appoggio fuori dalla distanza e conclusione altissima. Lalli non prende la porta. In verticale Morizzi che sta giocando sulla tre quarti alle spalle dell'unica punta Angele, che ora si abbassa e di prima crea un bel corridoio, ancora dentro Morizzi, 1-0 Golbet dopo 5 minuti, azione fantastica. E adesso con il match che è stato aperto dalla Golbet ci si aspetta una reazione da parte della Pisana, che ora con Laurato a Massari giocano Martinelli, il tocco è impreciso, un po' scordinati sembrano quest'oggi gli attaccanti della Pisana. L'appoggio dietro da parte di Tubani, poi ancora il giro palla dalla sinistra. Aspetta l'arrivo lì davanti dell'attaccante che taglia molto bene, Morizzi che addirittura va a giocare da prima punta, poi con Angele che gli si muove dietro, si scambiano posizioni due, il lancio in profondità a Massari di prima, non lo segue Laurato e palla sul fondo. Golbet che fa ripartire l'azione, dalla sinistra ci può provare ancora una progressione personale, Angele si butta al centro, la riceve adesso, molto bene il movimento, poi il piattone aperto, troppo perché la palla finisce fuori. E riparte bene la Pisana, ora con il suo numero 10 a Massari che si è abbassato. Ora da questa parte Laurato, velocissima questa volta, invece la manovra, Laurato cerca di farla filtrare, poi Tubani in spaccata e molto bene poi in fase di ripiego il numero 15 Martinelli che la fa ricominciare. Ancora Martinelli, testa alta, palla al piede, poi tutto di prima, lì molto bene, ancora dalla destra, palla che viene scodellata al centro, dall'altra parte Laurato con una grande spaccata volante riesce a recuperarla, poi prova ad andare via al pressing forsennato di Morizzi, ancora lì Laurato, una finta, chiama l'1-2 e sollecita i suoi attaccanti, lo scarico fuori, poi il cambio di gioco, tutto rasoterra molto bene, Pisana che ricomincia palla a terra, ora centralmente con Martinelli, centrale che sta giocando altissimo, ancora il passaggio corto, si abbassa poi anche lì un compagno, ma il taglio è in profondità e con il colpo di testa la palla finisce fuori, la stessa rimessa che viene battuta larga, pallone fuori, girato dall'altra parte. Chiude molto bene gli spazi la Golbet sulla propria tre quarti. Lalli. Cercano lo spazio per scodellarla al centro. Ancora Lalli. Preferiscono giocare tutto a rasoterra invece di crossare, il colpo di tacco a seguire. Molto interessante. Opara la lascia sfilare. Va bene, dai. E di nuovo ancora i padroni di casa. Si abbassa molto bene il numero 16 in maglia azzurra e chiama lì vicino un compagno, Morizzi.
ancora Morezzi aspettando l'arrivo lì vicino di un giocatore. Si abbassa Tubani. Il tocco lì vicino, impreciso, poi la profondità interessante ancora per il numero 7 in maglia nera che viene anticipato molto bene. Cesaro poi la perde e la rimessa è per la Goldbet. Rimessa pericolosa sulla pressione, muove tutto molto bene la difesa della Goldbet con autorevolezza, esce fuori cercando anche il pertugio o palla a terra o lancione profondo a cercare la sponda di Angele per il solito Morezzi che ora la gira invece ad Angele. Si scambiano i ruoli con il destro. 2-0 Goldbet al 9 minuto di gioco. Può ricominciare la Pisana, che fa sicuramente più possesso palla nella tre quarti avversaria, però viene sempre punita puntualmente in contropiede perché dietro lascia un pochino troppo. Ancora Martinelli in verticale, aspettando l'arrivo di un giocatore. C'è Laurato che tenta l'1 contro 1, cerca di convergere, con il destro non gira abbastanza. Morezzi in disimpegno. Ancora la pressione interessante della Pisana da quella parte, il disimpegno con una protezione della sfera, ancora l'attacco, c'è un calcio d'angolo che viene guadagnato, ancora problemi in fase di impostazione per i padroni di casa, la palla esce fuori con il mancino deviato a essere ancora corner. Guarda dietro! Chiamano l'arrivo di altri giocatori da dietro, ma ce ne sono già 4 in area di rigore. Si abbassa Cesaro, poi il cross al centro, Martinelli di testa, viene messo giù e viene reclamato un calcio di rigore che l'arbitro non concede. Tu venivi da dietro, perché c'è? La dimensione sta proprio attaccata a ruba e la caccia non rigore. Sogno ma vai! Opara la fa girare nuovamente, può ricominciare il match dopo qualche protesta per questo calcio di rigore. Morezzi da distanza siderale ci prova ma non centra lo specchio della porta. Ancora Pisana, lancio profondo, aspettando il colpo di petto interessante per l'inserimento centrale, poi la palla che rimane fuori e viene ancora lavorata da Lalli. Poi il passaggio dietro, può salire ancora il centrale di difesa, Cesaro, interessante ancora il passaggio in verticale da quell'altra parte, poi il doppio passo, la palla che viene poi messa in calcio d'angolo da un Opara, che leva il gioia del gol a Laurato. Lo stesso Laurato va a battere il calcio d'angolo, teso sul secondo palo, ma non c'è nessuno. Vieni a lei, allunga da lei. Opara
Fa ripartire l'azione con Morizzi che ora si abbassa, addirittura Stufa va a fare la prima punta. I punti di riferimento sono assolutamente incomprensibili della Goldbet che sta facendo impazzire la Pisana. Ora però ci prova in verticale. Il passaggio che viene intercettato facilmente da Opara. Questa volta a cambiare gioco per Angele che la mette giù e poi di prima legge molto bene il taglio di Morizzi, possibilità 1 contro 1, aspetta l'arrivo di Angele dentro, poi ancora con il mancino, la palla che sfila, ma che corridoio che aveva creato Morizzi. E la Pisana che ora è in possesso di palla, sotto di 2 gol, che sta facendo veramente molto possesso nella metà campo avversaria senza trovare fortuna. Ora Lalli preferisce tornare indietro a cambiare gioco dall'altra parte dove c'è un compagno, poi si buttano tutti al centro tranne la corrente numero 11 Laurato che prova ad andare dentro, l'appoggio ancora sulla sinistra, di nuovo Laurato dentro, il colpo di testa e palla che finisce fuori. Dai, vieni, allarga. Guardalo te. E ancora Goldbet. Tutto sinistra, non il verticale. Pallone lungo linea a cercare Angele che riesce sempre a farsi vedere molto bene, vero punto di riferimento là davanti, prova ad andare via nascondendo la sfera tra 2 giocatori, non ci riesce. E poi lì dalla sinistra può ripartire di nuovo la Pisana. Martinelli in possesso, il lancio in verticale, trova sempre Laurato liberissimo, un esterno che si materializza sulla sinistra, il tocco per Cesaro aspettando dentro l'arrivo di un compagno che taglia bene ma la palla poi finisce sul fondo. E di nuovo time out. Ma se dice la scuola non è meglio. Sì, ma tu appi la palla, non mi dici che stiamo a giocare, l'anticipo ti abbiamo dato, ti pagano capito? Allora no, lo voglio, che non ci sta. Opara fa ricominciare il match. E il lancio dall'altra parte dove si fa trovare veramente spoglio il centrocampo in maglia nera, il passaggio subito in verticale di Morizzi a cercare Angele lì davanti. Poi ancora la manovra pressata però dell'Italia, aggressivo il recupero palla, Morizzi la mette al centro, Angele la recupera lui, il salvataggio sulla linea, di nuovo in fase di impostazione gli incubi della Pisana. Ancora calcio d'angolo per la Goldbet sul secondo palo, il colpo di testa, palla che finisce fuori. Bravissimo Stufa, il terzo tempo non è vincente però. Ancora Pisana, lancione profondo verso Cesaro che cerca un aggancio magico, non riesce.
E ancora Opara a farla ripartire molto bene, il tocco lì vicino, Angele, poi di nuovo appoggiato lì vicino, Stufa, tocco ancora, poi cambio di gioco da quest'altra parte, dove Morizzi di testa la prolunga al centro dove non c'è nessuno, il colpo di petto a favorire la parata di Filonardi. Pallone scodellata al centro, colpo di testa alla sponda, al recupero palla lì, in qualche modo poi la Goldbet, il colpo di tacco a cercare di andare via, riesce molto bene. E di nuovo il centrocampo a farla circolare. Fronte destro, direttamente in porta, pallone deviato, Opara, se la ritrova lì la blocca sicuro. Morizzi la fa girare dalla destra, aspettando poi il taglio là davanti di qualcuno. Stufa che si inserisce centralmente, va avanti. Ricordiamo dei gol straordinari da parte di Stufa, tutto palla al piede. Ora Tubani alla rimessa, da fuori indisturbato Morizzi che ha un tiro niente male, ci prova con il destro, viene deviato, calcio d'angolo. Cross al centro sul secondo palo, poi non la prende nessuno e il campanile fuori dal campo. Sono due robe! Sono due robe! Quattro robe! Pisana che prova a reagire da dietro e salgono tutti nuovamente. Il canovaccio della partita, i numerosi cambi di gioco a scavalcare il centrocampo della Goldbet e andare direttamente sugli esterni. Ora la palla che viene girata fuori a centrocampo, ma è lenta ancora la manovra, il tocco lì vicino, ancora per il numero 5 in maglia nera che cerca di convergere, ancora Carnevali, aspetta lì Cesaro, Angele la recupera molto bene, poi Stufa e può ricominciare tutto, poi il lancio profondo e non ci arriva nessuno. Arriva subito lì a pressare Angele, a dar fastidio alla fase di impostazione della Pisana, ora addirittura con Filonardi che gioca da dietro. Il lancio profondo e di nuovo ancora Carnevali ad avanzare a centrocampo, il metronomo lancia profondo, non arriva Cesaro dall'altra parte, è rimessa dal fondo per Opara. C'è il lancio profondo, Angele che viene contrastato. Di nuovo Pisana a far possesso, poi scivola il giocatore in maglia nera, può recuperarla molto bene il giocatore in maglia azzurra e avanza sempre lui. Stufa che aspetta poi l'arrivo di Tubani in zona tiro, il doppio passo con il mancino, la palla viene deviata e poi Filonardi la blocca lì. Carnevali vede molto bene il taglio là davanti di Cesaro che cerca poi di aspettare l'arrivo di un compagno, cerca di convergere verso il centro Ferretti, poi lo scarico ancora per Carnevali, cambia con il sinistro gioco impreciso, la palla esce fuori. Stufa, il taglio dentro, Angele e poi Carboni, molto bene, poi da quell'altra parte tentano uno contro uno, Tubani non riesce, ancora i difetti in fase di impostazione. Carnevali
porta avanti la palla, a centrocampo c'è un compagno totalmente libero, preferisce metterla al centro ma perdono il pallone, Morezzi riesce a recuperarla, Angeli non arriva, viene anticipato da un Martinelli impetuoso che va poi con il destro, palla rimpallata, ancora dalla difesa, la sfera non arriva neanche ad opare, i difensori pensano loro a chiuderla prima, Angeli la protegge bene e ancora a difenderla, poi dietro per Stufa che è il collante tra la difesa e il centrocampo, spesso lo vediamo anche agire su una delle due fasce inserendosi, poi Tubani ancora dietro ad appoggiare dietro, Stufa ancora in possesso, tutto di prima interessante, poi per Tubani all'indietro e il cambio di gioco, rimessa per la Pisana a Massari, Carnevali. Quando mancano 2 minuti alla fine della prima frazione di gara, Carnevali la porta avanti e la gioca di qua dalla sinistra dove c'è Martinelli che se la porta avanti aspettando poi l'arrivo di qualcuno, cambio gioco da quest'altra parte, ancora Carnevali, da fuori l'inserimento centrale da parte di Laurato, lo scarico da fuori e poi ancora Martinelli, lì al limite ancora lo scambio. Cerca di muovere la palla velocemente la Pisana, ma chiude ogni pertugio la Goldbet. A Massari, prova ad andare in solitario, il tocco di esterno non va da nessuna parte e Opara la blocca. Si abbassa Morezzi a riceverla. Si ricomincia da dietro da Opara. Ancora molto bene in fase di impostazione la Goldbet. Pisana che sembra avere i suoi maggiori problemi proprio quando la palla è scoperta. Ancora molto bene la Pisana ad uscire a testa alta, il cambio di gioco da questa parte dove ancora Laurato può puntare 1 contro 1 con il corpo disorienta un avversario, poi il taglio, ancora Laurato prova a riprenderla e da fuori Angeli di prima molto bene, il passaggio però è impreciso, Carnevali, il taglio interessante, scivola però là davanti l'attaccante, rimessa dal fondo. E ancora Goldbet dalla sinistra cerca il giusto spazio, ora lo scavetto sotto, ma Carnevali è molto brava a leggere la copertura da quella parte e avanza centralmente indisturbato il numero 14 in maglia nera che fa partire una bordata, ci prova Schiavon, Opara risponde alla grande. Ale, guarda avanti, ce n'è in mezzo. A Massari con il suo mancino velenoso messo fuori, di nuovo ancora sfera contesa, arbitro che fischia la fine della prima frazione di gara, 2-0 Goldbet. Ricomincia il secondo tempo, all'ingresso di Tommaso D'Anversa al posto di Angele di davanti. A Massari la recupera. Pisana che ora si presenta là davanti con il numero 9 Scibilia che è entrato. Rimessa battuta corta lì vicino. Carnevali il retropassaggio. A Massari. Cerca di tagliare. Con lo spazio per Laurato, là davanti Scibilia la sponda, viene messo giù poi Stufa, ci pensa a levare le castagne dal fuoco, c'è l'inserimento di Morezzi che esce fuori dal nulla, il tocco di testa di Martinelli a prolungare e a non farla prendere al numero 15 in maglia azzurra. Nuova occasione ora da questa parte, Morezzi cerca di difenderla, è impossibile levargli la palla dai piedi. Da questa parte ancora il taglio, visto in verticale il colpo di tacco, la prende facilmente Filonardi, ma il taglio è stato veramente molto pericoloso, ancora la fase di impostazione un po' rischiosa.
e poi Carnevali che prova ad abbassarsi, la palla che filtra dall'altra parte dove c'è Ammassari, molto offensiva la Pisana, non a caso il secondo miglior attacco del campionato, proprio dietro la Goldbet. Ora la palla rimane contesa. Stufa, tocco sotto, palla che finisce fuori, recuperata ancora dalla difesa in maglia nera, ancora gli ospiti che manovrano facendo scendere tutti i difensori tranne il perno centrale, il regista che rimane da solo dietro, evitando chiaramente di propiziare contropiedi avversari. Il tocco per Morezzi, la porta Morezzi e il tocco lì vicino dove c'è Tubani. Tubani va via molto bene a due avversari, viene chiuso a Massari, il tocco elegante, circondato e chiuso molto bene quest'oggi Tubani. Lì vicino Carnevali. Scende molto bene poi l'esterno di difesa Martinelli che poi aspetta l'arrivo dello stesso metronomo. Carnevali che punta in un 1 contro 1, Stufa lo circonda molto bene, gliela leva. D'Anversa adesso va in profondità a tagliare, preferiscono farla girare da dietro. Con l'ingresso di D'Anversa non è cambiato molto rispetto al canovaccio tattico del primo tempo. Una prima punta statica, forte fisicamente tanto quanto Angeli. Adesso da lì dalla parte la conclusione da fuori, Opara si allunga, poi sulla ribattuta ancora Opara, ma la palla gli passa sotto le braccia, accorcia le distanze la Pisana. Scibilia. Giochiamo. Dani, da! Dopo riguardate l'immagine, state apposta, dopo riguardatevele! Faremo un attimo un cazzo allora, se non faccio perdere Arbitro! E dai, sono passati 3 minuti, portalo via! Porca che cazzo! Dai, giochiamo! Gioca sta partita! Giochiamo! Ricomincia il match ora con la Pisana che deve farsi in avanti. Opara la lancia profonda, Morezzi non aggancia e di nuovo ancora la Pisana. Il tocco lì vicino viene toccato, poi ancora Laurato che cerca di tagliarlo il campo, aspetta lì vicino Carnevali, la porta avanti, poi sul taglio Scibilia che lotta su ogni palla, la tiene, viene spinto ma si può continuare. Martinelli, azione avvolgente tutta di prima, Carnevali, Laurato si riabbassa lì vicino in fase ancora lì di impostazione sulla tre quarti avversaria, il taglio dentro e il velo interessante poi di Martinelli, ma la palla finisce fuori. Rimessa battuta lunga, D'Anversa prova a prolungarla, poi calcio di punizione. Il lancio in profondità. 14! Oh, e gioca però, mamma mia. Hai parlato 10 minuti con loro, non hai detto nulla. E poi va bene, va bene. Ti sei fatto dire che non lanci, non hai detto niente. Ti sei fatto dire che non lanci, ti ho detto una cosa. Prima ti ho detto che non lanci. Se non giochiamo più, lascio stare. Lascio stare se non giochiamo più. Così lasciamo perdere, ma è una presa in giro. Ho capito che c'è una casacca già, non stai facendo. E allora chiacchieramo in Dani, va in mezzo, Dani. E allora fai il tuo, svegliati. Svegliati. La casacca c'è il tuo. Va bene? Va bene, Morezzi a farla girare sul pressing di Scibilia, ci sono state qualche proteste. Ora Tubani va via molto bene a due avversari, ancora cerca di convergere verso il centro, poi con il sinistro la spara fuori. Carnevali che viene circondato, ancora Pisana a giocarla dalla destra.
Manovra che ora finisce sulla sinistra, possibilità di 1 contro 1, il taglio dentro, il colpo di tacco di Scibilia, non c'entra la porta, poi ancora a lanciarla lunga verso D'Anversa che di forza prova a farsi valere, viene anticipato molto bene, Carnevali ancora di prima, poi a cercare il passaggio giusto, D'Anversa va a lottare là davanti, Martinelli. E poi Carnevali prende sempre più campo la Pisana, tocco sotto. Ammassari prova ad andare via 2 avversari, viene circondato, ancora la palla lavorata da fuori, il tiro poi che finisce al lato di Ferretti, ma ora la Pisana sta aumentando i giri del motore. Il cambio di gioco da questa parte, il colpo di testa, la palla che finisce poi nelle grinfie della Pisana. Ancora lì dalla sinistra, poi centralmente le finte ubriacanti di Laurato, lo scarico per Ammassari dalla sinistra dove si fa vedere Carnevali che la mette al centro, Laurato la mette giù, se la porta avanti, poi con il mancino da fuori Martinelli con l'esterno, ancora ribattuta, ma la Pisana veramente sta assediando ora la Goldbet, ancora Carnevali a farla circolare, Martinelli lungo linea, il passaggio che viene intercettato, ancora rimessa per la Pisana scatenata in questi minuti, soffre la Goldbet tutta riversata nella propria metà campo, compreso anche la prima punta d'Anversa. Ancora in mezzo a 2, prova ad andare via Carnevali, riesce molto bene, il cross al centro dove non c'è nessuno. Opara. Teso il lancione d'Anversa, la ferma lì, poi stufa. Il passaggio è impreciso poi per Tubani che si lamenta proprio con i suoi per non riuscire a puntare mai nell'1 contro 1 gli avversari. Ora da questa parte c'è Ammassari, fa scendere bene anche l'esterno difensivo, poi Carnevali ad impostare tutto di prima, il velo di Laurato dall'altra parte, Martinelli non ci crede e viene chiuso all'ultimo secondo. La rimessa questa volta battuta, dietro altissima la difesa della Pisana che ora manovra lì dalla destra dove Martinelli ancora a far circolare, a cambiare gioco, tutto di prima, si abbassa molto bene anche Scibilia, di punta Scibilia, Opara, la ferma lì in 2 tempi. Poi lancia subito con il destro a cercare D'Anversa che prova di forza, viene anticipato molto bene, Stufa che ora gli agisce dietro, con Morezzi che sta giocando a centrocampo, ha cambiato qualcosa dal punto di vista tattico la Goldbet, ora il cambio di gioco e lo scarico per Carnevali, c'è spazio per lui, Opara con i pugni, la mette fuori. Carnevali, il taglio che però è impreciso, arbitro che fischia il time out. Vaffanculo, te l'ha detto piano, te lo dico 8 volte. Laterale, arbitro. Laterale, Manu.
Può ricominciare il match con la rimessa laterale battuta subito in area di rigore a sorpresa e viene reclamata una gamba tesa che poi non viene concessa dall'arbitro. Di nuovo ancora rimessa laterale Pisana con il forcing nella metà campo della Golbet, il palleggio poi volante, il colpo di testa di Laurato, la palla che rimane fuori e poi D'Anversa la protegge lì e poi grandissimo il lancio a favorire Stufa che va con il destro ma sfiora il palo. Grandissima giocata, il lancione di D'Anversa. Poi molto bene ancora ad uscire da una situazione che poteva diventare veramente difficile, la Pisana avvolgendo la difesa della Golbet, tutta la Golbet che in realtà è chiusa nella propria metà campo. Il lancio a cambiare gioco, palla che finisce fuori. Rimessa laterale, giocata lunga e poi la rovesciata a giocarla in avanti dove Scibilia non arriva. Arriva prima il colpo di testa della difensore in maglia azzurra e si può riproseguire da questa parte con il tocco di Carboni ancora per D'Anversa e ancora lì calcio di punizione. Fischia l'arbitro. Va Morizzi con il destro, da solo, dall'altra parte c'è un compagno che poi si gira e sul secondo palo viene mancato il tap-in vincente. Che occasione per la Golbet. Poi ancora palla al centro e ancora lavorata molto bene da quella parte. Ma poi finisce l'azione con un altro calcio di punizione da una posizione analoga alla precedente. Ancora il destro magico di Morizzi. Parte lui questa volta, va in porta, la palla sfila, poi rimane lì al centro, la protegge Stufa, di nuovo corner. Va Morizzi al corner. La mette dentro, sul secondo palo lo stacco, poi fuori. Tubani si coordina ma calcia fuori. Dai, rivieni, dai a ste. Oh, ma sono finiti sti Riparte ancora la manovra degli ospiti, cerca un aggancio volante dall'altra parte. Il giocatore in maglia nera che poi è stato circondato, il lancione di Stufa e con la schiena Morizzi non commette fallo. Carnevali porta palla molto bene a vedere il corridoio magico da quella parte. Laurato scarica Scibilia che gira con il destro, non arriva poi a Massari e palla giocata fuori verso il fulcro del gioco D'Anversa che viene anticipato. Poi Carnevali va da solo, la protegge e la carezza, viene anche spintonato, la riesce a mettere al centro. Rimessa battuta corta lì vicino a Massari. Il tocco D'Anversa, poi cerca di fargliela passare sotto le gambe, Massari la recupera molto bene e la rigioca subito da quella parte dove c'è Laurato che punta l'1 contro 1, chiuso veramente molto bene da quella parte, poi D'Anversa lotta ma non riesce a prenderla. E di nuovo ancora la manovra con Carnevali, punta dentro, entra al centro
poi va via molto bene da un avversario, viene spuntonato, reclama un calcio di punizione, ma si continua a giocare per il vantaggio ancora da quella parte. Protegge la sfera il numero 13 in maglia nera, viene chiuso provvidenzialmente. Ferretti da quella parte che ora si appresta a battere la rimessa laterale, l'ennesima da quella parte, lato corto, poi ancora palla giocata, ancora fuori, la conclusione e arriva il gol del pareggio, 2-2 per la Pisana al 42esimo minuto di gioco. È caduto qualcosa a me. Fischia per tutte e tutte. È stato laurato. Prova di prima ora ad andare ancora sul pressing della Pisana da questa parte. Prova ad avanzare ancora il numero 19 in maglia azzurra, il colpo di tacco a Massari e la gioca dietro poi per il portiere che la spazza. Invece lì dove non c'è nessuno, soltanto il recupero palla di Carboni che poi lancia molto bene D'Anversa che la aggancia lì, cerca lo spazio per calciare, va con il destro rimpallato a Massari per propiziare il contropiede. Ancora Carnevali, l'appoggio, poi cercando di farla girare da quella parte, va via un avversario, viene chiuso, poi ancora contropiede per la Goldbet in inferiorità numerica, però recuperano molto bene i giocatori della Pisana e il tocco lì vicino dove c'è D'Anversa. Calcio di punizione. Stufa, la porta avanti e ricomincia. Cerca di proteggerla lì Galassi, l'esterno di Galassi dove c'è D'Anversa. Ci pensa, poi la gioca dentro Morezzi, ancora per Galassi che non riesce a girarla, ad agganciarla. Rimessa battuta lì vicino, la protezione circondata da due avversari. Lancio profondo, questa volta a cercare qualcuno là davanti, spinge Civilia. Si può ripartire con Stufa che ora si abbassa, la gira lì dalla destra cercando di farla circolare. Il retropassaggio da parte di Carboni e poi Stufa che adesso sta facendo praticamente il regista ad esterno, il tocco è sbagliato. Cerca di avanzare, palla al piede per il giocatore in maglia nera. Carnevali, la gira da questa parte dove c'è Martinelli. Di nuovo la rimessa, battuta lì vicino. Martinelli la gioca davanti, Scibilia prova a difenderla. Che partita nel secondo tempo di Scibilia, guardate cosa fa adesso. Aspetta poi l'arrivo, calcia dentro. Palla che finisce fuori. Lì dalla destra ci prova lo stesso Scibilia, la mette al centro. Sul secondo palo non arriva nessuno, c'è il solo D'Anversa là davanti che deve andare a recuperare. E Pisana che ragiona con Carnevali che la alza, facendola passare sopra molto bene. Poi il destro, palla che finisce fuori. Opara era volato, ma ha visto la palla sfiorare il suo palo. D'Anversa. Carnevali, il colpo di tacco. Ancora a favorire un compagno lì vicino.
Tutto di prima molto bene, da quell'altra parte scende anche un altro giocatore, il esterno difensivo, poi da fuori Laurato, la finta con il mancino, Opara con il pugno, si allunga. Ancora calcio d'angolo battuto fuori dove non c'è nessuno, andare a coprire il tiro, ancora Opara con i pugni, poi ancora da fuori, azione che viene prolungata e c'è un calcio di punizione. Battuta velocissima, palla al centro, ancora Opara con i piedi. Balla la difesa della Goldbet in questi minuti, il colpo di tacca a prolungare, poi palla ancora fuori, recuperata in due tempi, poi ancora da Laurato che riesce a tenerla in campo, a prolungarla, un'azione infinita praticamente, e poi i padroni di casa guadagnano un calcio di punizione che li fa respirare. Prova ad andare via molto bene da questa parte ancora Carboni a lottare tra due avversari, che viene poi chiuso molto bene. Tutto di prima, velocissimo l'attacco della Pisana, Massari converge verso il centro, l'appoggia lì vicino, Scibilia dentro, non c'è nessuno però, ancora Goldbet a recuperarla a centrocampo con Morezzi che è rientrato, è riuscito giusto per prendere fiato, poi si riabbassa nuovamente e lancia d'Anversa troppo lungo. Carnevali va via molto bene. Fronte sinistro, cerca Laurato di convergere, aspetta l'arrivo di qualcuno, poi la gira sulla destra, Carnevali con il destro alto. D'Anversa la mette giù, non riesce poi a giocarla, poi prova ancora a pressare Carnevali da fuori con il destro, para! Con i piedi, la palla rimane ancora fuori, l'aggancio di Laurato, il palleggio, si gira, Opara! Di nuovo, poi palla messa via! E ancora qui Carnevali, ma che assedio della Pisana! Dentro il tocco lì vicino, molto bene, Morezzi riesce a giocarla poi in verticale e la recupera ancora la Pisana. Ancora a scendere Scibilia, si gira molto bene, aspetta l'arrivo di qualcuno, molto bene, ancora il numero 13 in maglia nera che va con il sinistro potente fuori. Errore in fase di impostazione, Morezzi viene attaccato molto bene da Carnevali, l'arbitro non fischia un calcio di punizione, ora sì. Tra 12 metri in Mariana, ma che stanno olimpico? Ma è troppa la distanza, calcio di punizione che probabilmente sarà l'ultima possibilità per la Pisana. Si avvicina a Massari e Carnevali. Il tocco da quella parte dove c'è Scibilia con il destro. 3-2 per la Pisana allo scadere. Che colpaccio!
Ora tutta in avanti la Goldbet che ci prova ancora sul fronte destro. Non c'è più tempo praticamente, ora Morezzi deve inventarsi qualcosa. È messo a terra. Questo è autogol. Sabato mattina che forbici. Lo devo rifare settimana. È finita! Ah, fischiato? No. Roma, cambiamo? Sì, con la freccia possibile. È 5, no? Sì, dai. Può ricominciare il match dopo un infortunio capitato a Morezzi. Il lancio in area di rigore d'Anversa di petto, prova a girarsi la lunga e palla che fa fuori. Il lancio in profondità a cercare il solito Scibile, la palla sfila. Arbitro che fischia la fine del match. Danilo Scibile regala 3 punti pesantissimi alla Pisana Calciaotto, che riesce a vincere dopo il passo falso della scorsa giornata con il Gem. La Goldbet interrompe la striscia di vittorie ormai arrivata a 5.